Con i nostri itinerari turistici siamo tornati a Quinto di Treviso, dove si racconta che Andrea Memmo, assieme ai suoi fratelli Lorenzo e Bernardo, facessero compagnia fissa con un certo Giacomo Casanova nella villa estiva di famiglia, ora sede comunale di Quinto di Treviso. Una storia bella, interessante, che noi cominceremo a raccontarvi proprio da qui. Ci troviamo nella splendida villa Memo Giordani, una villa del Settecento, e andiamo a conoscere Igino Marangon. Buongiorno Igino. Buongiorno dottoressa. Ci racconta un po' la storia di questa villa. Sì, allora, di questa villa abbiamo notizie dalla metà del Seicento. Apparteneva alla famiglia Memmo, quindi una famiglia patrizia veneta, che aveva il palazzo a San Marcuola sul Canal Grande, e come tutti i nobili veneziani avevano delle ville in sostanza nell'entroterra, ville che servivano per il soggiorno estivo, sia per fuggire alla calura estiva di Venezia, sia perché i nobili veneziani avevano investito nella terraferma, e quindi le ville servivano sia da controllo delle loro proprietà fondiarie, sia come luogo di passatempo e di prestigio sociale, naturalmente. I Memmo avevano diverse ville, questa era una villa che apparteneva ad un ramo, detto appunto di San Marcuola. Gino, i dipinti che noi vediamo alle nostre spalle si ispirano proprio a soggetti veneziani. Sì, certamente. Il Giordani era veneziano, era un commerciante, e quindi aveva ereditato questa villa attraverso la moglie, e proprio la ristruttura, la abbellisce agli inizi del Novecento, e chiama Bressanin, questo pittore veneziano nato a Musile di Piave 1860, che dipinge questa scena del Cavadenti, proprio ambientata nel bacino di San Marco. Vediamo la Salute, la piazza San Marco, e qui appunto questa scena in costume, quindi ecco questa moda di allora ritornare alle glorie del Settecento. E oltre a questa bella scena fa dipingere anche 4 sovrapporte con le 4 stagioni, quindi qui vediamo la primavera, bellissima, l'estate, c'è anche una scena col campanile di San Cassiano che si vede nell'altra scena dell'autunno, e fa anche, come si diceva prima, decorare con questi splendidi stucchi. Un'altra cosa interessante, la barchessa est viene praticamente demolita e si fa la sala da ballo, il salone da ballo, a tutta altezza, alto 6 metri, quindi dimensioni eccezionali. Bisognerebbe avere il coraggio di demolire il solaio e riportarlo allo splendore per una sala eccezionale, quindi per dire, ecco, per fare le feste in sostanza. Gino, anche queste porte decorate finemente in oro, perché tu mi dicevi questo è oro, e anche gli stipiti non sono in marmo ma sono sempre in legno. Sì, certamente, sono di legno, decorati a finto marmo, il marmo rosso di Verona, e sono dei capolavori proprio di artigianato nostro, veneziano, che sono state fatte a Venezia in realtà queste porte, decorate proprio ad oro fino, e con questi come dire, fregi che girano attorno alle specchiature della porte, in stile settecentesco proprio. Gino, c'è qualcos'altro però ancora di interessante da sapere? Sì, certamente, perché i fratelli Memmo, tra l'altro, ricevevano nel loro palazzo anche un esponente importante, Andrea da Ponte, che era un ebreo convertito, e il quale praticamente corrompe la fidanzata di uno dei fratelli e deve fuggire, e anche lui, ecco, una storia simile a quella di Casanova, quindi fugge all'estero. E tra l'altro poi dopo a Vienna diventerà il librettista di Mozart, una cosa molto importante, e frequentava anche questa villa, il palazzo dei Memmo a San Marcuola. Diciamo che questa villa portava in un certo senso anche fortuna. Certo, come dire, è un po' il simbolo dell'ambiente culturale veneziano del Settecento, quindi illuminista, anche massone tra l'altro, libertino, e comunque di personaggi di grande cultura in ogni caso, aperti anche, come dire, un'aristocrazia aperta alle novità. E non dimentichiamo che purtroppo nel 797 Venezia viene invasa dai francesi.
buongiorno. Buongiorno Ida, bentornata a Quinto. Grazie mille. Sindaco, come ci si sente lavorare in una villa così bella? Allora, lavorare qua sembra di non avere quei problemi che invece caratterizzano questo periodo. Qui si respira un'atmosfera diversa. Siamo dovuti spostarci qui perché stiamo facendo dei lavori nella sede municipale e quindi è stata una cosa forzata. Ma adesso che si avvicina il momento di rientrare nella sede, quella comunale, niente, qua nessuno vorrebbe andarsene perché respiriamo storia tutti i giorni e impariamo la storia di Quinto, godendo delle bellezze di questa villa. Infatti, Sindaco, per voi oggi è un compleanno importante. Sono arrivata e ho visto Quinto imbandierata con il tricolore a festa. Esatto, oggi si festeggia il 90° della fondazione del gruppo Alpini di Quinto di Treviso e quindi siamo tutti emozionati. Veniamo da un percorso di serate che gli alpini hanno organizzato e oggi il culmine con la grande parata. Quindi per noi oggi è doppiamente festa. Allora, Sindaco, andiamo anche noi in parata, andiamo all'alzabandiera e andiamo a far festa poi naturalmente con gli alpini e a raccontare la storia di questo grande gruppo. Andiamo. Grazie Ida, andiamo. La forza del 10°, sì, la forza del 10° Reggimento Alpini. Cristian Fantin, buongiorno. Buongiorno. Oggi si festeggia un compleanno importante, i 90 anni del gruppo Alpini di Quinto, proprio in virtù di quello che racconta questo libretto, vero? Certo. Allora, si pensava che il gruppo avesse 70 anni, ovvero fondato nel 52. Invece nel 1952 è stato rifondato. Le sue origini però risalgono al 1930 e con questo libretto abbiamo una testimonianza scritta di questo fatto. In effetti troviamo qui nella sezione di Treviso, al punto 3, Quinto, caporale Agostino Basso, che era il capogruppo a suo tempo, e 12 iscritti del gruppo. Non lo diciamo noi, lo racconta la storia, quanto importante è l'alpino per l'Italia. Sì, infatti l'alpino può essere considerato trivalente, nel senso che ha il suo ruolo militare, perché comunque è una figura militare, fa parte di un corpo d'armata dell'esercito, si occupa di volontariato perché è attivo all'interno del territorio nazionale nelle sue attività di pronto intervento, ma anche all'interno delle attività dei vari comuni, delle varie iniziative, e poi la figura che tutti quanti ricordano, quella un po' goliardica di festaioli, della classica bevuta dell'ombra di vino e della voglia di far festa non solo tra di loro, ma anche con le persone, con gli italiani, con la gente che si trova intorno. Pronti per l'alzabandiera. Cosa vuol dire per l'alpino l'alzabandiera? L'alzabandiera è uno dei momenti più importanti delle manifestazioni ufficiali. L'alzabandiera, alzare il tricolore al cielo, significa elevare il nostro spirito come italiani e a servizio della patria. E allora adesso siamo pronti per fare festa, naturalmente. Siamo pronti per fare festa. Una festa che solo gli alpini sanno fare e sanno dare. Certo, perché come dicevo prima, ovviamente oltre ai momenti ufficiali c'è la voglia di far festa, quindi facciamo festa non solo tra di noi, ma con tutta la comunità, con un bel rinfresco, con una bella mangiata e una bella bevuta. Il tempo passa, però anno dopo anno, per quanto rimarranno ancora gli alpini? Sicuramente il cambio generazionale è un problema,
però abbiamo ancora una grossa fetta di iscritti e di alpini dormienti che sono ancora in giro, che ci vedono, che ci applaudono, però magari potrebbero anche loro rientrare nelle nostre fila. L'associazione conta 250.000 alpini ancora in tutta Italia. Sicuramente sarà difficile nel proseguo, però contiamo che qualcuno ci veda e ci venga incontro, e in futuro sicuramente l'istituzione dovrà pensarci in una cosa un po' diversa. Noi siamo qui disponibili a farlo assieme, però sicuramente dobbiamo pensare a qualcosa. Ringraziamo Quinto di Treviso che ci ha accolto e ci ha dato modo di poter rivivere tutti insieme lo spirito vero dell'alpino. Grazie, gentili telespettatori, di essere stati in nostra compagnia. Vi do appuntamento alla prossima puntata di Itinerari Turistici. Vi ricordo, se volete rivedere le nostre puntate potete farlo sul nostro sito www.medianordest.it nella sezione Produzioni. Grazie e buona serata, e naturalmente vi aspetto alla prossima puntata.